Eccoci con Andrea De Carlo, candidato sindaco nel comune di Annone Veneto per le amministrative 8-9 giugno del 2024. La prima domanda che le faccio: cosa l'ha spinta a riproporsi, visto che insomma candidarsi richiede sempre un sacrificio di tempo, di energie che vengono tolte anche al personale e alla vita privata, insomma. Sicuramente fino a qualche mese fa la mia intenzione era di completare il mandato, anche perché sono già 15 anni che sono in amministrazione, per cui era giusto pensare che altri prendessero, non dico il mio posto, ma potessero proseguire perlomeno il lavoro fatto prima in maggioranza, parlo fino al 2019 e poi anche in questi anni di capogruppo dell'opposizione. Il lavoro fatto dal gruppo e anche il mio, però purtroppo non ho avuto pressioni sia da cittadini ma anche da componenti storici del gruppo, compresi anche degli ex sindaci, e per cui mi sono ritrovato qua. Insomma. Come si dice, si è sacrificato per la causa. Ma non lo so adesso se si può No, definire in era un po' questi una termini, battuta. sicuramente è un impegno, perché come ha detto lei porta via spazio alla famiglia, questo lo E sappiamo. Insomma. se deve imputare qualcosa alla maggioranza uscente, perché io venendo qua, per esempio, ho visto in piazza, proprio davanti al municipio, qualcuno è andato su con la macchina sulla fontana, insomma è ancora tutto rotto lì, adesso non so quanto tempo fa sia stato, ma per arrivare al dunque, manutenzione, l'ordinario, quelle cose lì hanno funzionato, si poteva fare di più. Beh, tornando nello specifico circa la fontana, è successo un incidente, è già passato oltre un mese, però so che stanno attendendo i preventivi da parte della ditta, insomma, per cui È un non mese è tanto, eh? assolutamente, ma lì ci sono assicurazioni, poi sommarmi anche particolari per cui non è che si trovino. Vabbè, Sì, io l'ho notato e l'ho detto. è un lavoro particolare, per cui. Andando un po' invece sul specifico, che idee ha per la sua consigliatura qualora venisse eletto? Ma io già nel 2019, poi purtroppo ho perso come candidato sindaco, puntavo molto sulla riqualificazione del centro di Annone. Riqualificazione perché? Perché se lei ha avuto modo di notare ci sono non solo negozi sfitti o chiusi, ma ci sono parecchie insegne e cartelli con vendersi, abitazioni proprio, e per cui per forza di cose dobbiamo ripartire dal centro. Si sta un po' Perché spopolando? il centro sì, il centro purtroppo sì, ma questo penalizza l'intero, io sono di questo parere, penalizza l'intero comune, perché se il centro non funziona, che dovrebbe essere il nucleo, e poi il benessere arriva anche nelle periferie, nella periferia, ecco. E questo incide sia in termini sociali ma anche economici, perché la chiusura di attività e la chiusura poi anche di immobili che nel giro di qualche anno risulteranno poi anche addirittura inagibili, comporta anche perdita di entrate anche per l'amministrazione comunale, per cui pur con tutte le difficoltà, perché sappiamo che è un problema un po' di tutti i piccoli comuni, però io dico sempre che rispetto magari ad altre realtà o comuni limitrofi, il comune di Annone ha una piazza, per cui è da quella che dobbiamo ripartire. È chiaro, noi abbiamo in mente degli strumenti sia dal punto di vista urbanistico, primo tra tutti è una modifica da fare al regolamento edilizio su alcuni aspetti proprio per agevolare chi vuole intervenire, e poi detassando, ecco, questo è, non abbiamo, non ci sono altre possibilità se non intervenire, ripeto, sarà difficile, però se non si tenta non Sì. andiamo da nessuna parte. Allora, Annone è uno degli 11 comuni del mandamento del Portogruarese, così come viene comunemente chiamato o definito. Che idee ha lei, visto che il comune di Portogruaro in questo momento attualmente è commissariato, manca una guida, un comune capofila,
Qualora fosse sindaco, ha qualche idea di un rapporto più stretto di quello fatto fino adesso o idee da far squadra, ma non squadra solo per dire, ma di fatto, insomma? Io ritengo che sia un po' mancata proprio nell'intero Veneto orientale, sì, nel portoghese, sotto tanti aspetti sia mancata probabilmente la politica, quella con, sì, non parlo della politica Con la P maiuscola. del singolo comune, ma proprio l'interlocuzione direttamente a livello regionale e anche nazionale, insomma. E poi Portogruaro deve essere il centro sicuramente perché tutto ruota, è fondamentale che Portogruaro funzioni, vada avanti sotto tutti, perché questo Perciò di è un qualunque po', sì. colore andrà su il sindaco, lei ha intenzione di parlarci, Certo, ma certamente. Oltretutto io ho anche avuto modo a prescindere dal colore politico, la nostra è una lista civica che vuole rimanere fuori da quelle che le cosiddette logiche di partito, senza nulla togliere che ognuno di noi può avere una tessera, può avere la propria idea, mi pare anche normale, però quando si entra in municipio, ecco, prima c'è l'interesse del cittadino e poi del partito, ecco. Sì, Deve essere allora, il contrario, cioè, questo è visto il che concetto. ha nominato a lista civica, la settimana scorsa c'è stata la presentazione ufficiale della sua candidatura, ma non avete presentato il simbolo. Sì. Il simbolo ce l'avete quasi pronto, in modo che magari lo inserisco dentro questo video, e Sì. avete già la lista quasi completa, insomma, in chiusura ci può definire questo dettaglio? Allora, il dettaglio del simbolo sarà il simbolo del municipio stilizzato, ecco questo, rispetto all'albero che è sempre il simbolo nello stemma del comune di Annone Veneto. E, con la scritta insieme per Annone Veneto, che va a sostituire Insieme per il Paese, per cui in ogni caso vogliamo dare un segnale di continuità, giustamente anche rispetto alla precedente lista, al precedente gruppo. È quasi tutta rinnovata? O ci sono elementi? Ci sono elementi che hanno già avuto modo di fare gli amministratori, anche perché sarebbe impensabile che ci fosse solo il candidato sindaco aver avuto esperienza amministrativa. Ci sono pertanto elementi che, ripeto, tra questi anche un ex assessore e poi anche parecchi giovani. Un flash che mi è venuto in mente: conosce già, è ufficializzato il nome del suo rivale, perché ci sono voci, a lei non interessa, va per la sua strada, o è importante anche conoscere chi c'è dall'altra parte? No, sicuramente Daniele Carotti, questo dovrebbe essere un ex assessore ai tempi della sì, Saviano. Esatto, con la giunta Saviano. Io, per dire la verità, già 3 mesi fa avevo chiesto, non direttamente a lui, però al gruppo che so che lo sosteneva: guardate, cerchiamo di fare qualcosa assieme, perché però non ho poi avuto riscontro in merito, ecco, per cui... Ok, allora a lei chiudere dicendo quello che più le comoda. È più scomodo. Dobbiamo, al di là dell'esperienza che ritengo di avere io e anche con gli altri componenti che hanno già avuto esperienza amministrativa, però già 5 anni fa noi avevamo parecchi giovani in lista, qualcuno si ripropone ed è molto difficile portare i giovani portarli in amministrazione comunale, anche perché il futuro è loro. Io spero solo che da questo gruppo, sperando che le cose vadano nel verso giusto, ecco, un domani insomma, non vuol dire votate De Carlo. No, ma non è, esca il futuro candidato sindaco fra 5 anni. Bene, grazie. Prego.